Eccoci con Massimiliano Dal Farra. L'ultima volta che ti abbiamo intervistato eri con la Coppa Toyo e magari non proprio riconoscibilissimo. Oggi una partita, insomma, quando si vince va sempre bene, ma non è stata sicuramente facile. Tu che giudizio dai alla partita di oggi? Ma sapevamo che venire qua a Codogna era molto difficile, il mister ci aveva detto che era una battaglia, ma noi diciamo, ci siamo difesi i primi 10 minuti, abbiamo subito un po' la loro aggressività, ma poi diciamo, abbiamo preso le giuste misure e siamo riusciti a... Secondo te qual è l'arma vincente di questo Portogallo di campionato, che è un Portogallo, diciamolo, un po' diverso, almeno da un punto di vista di conclusioni, da quello che abbiamo visto nel trofeo Regione Veneto? Ma secondo me la differenza la fa il gruppo, cioè è importante giocare per la squadra, non bisogna giocare per se stessi e comunque sempre aiutarsi l'uno l'altro, perché di solito le squadre che vincono sono sempre buone squadre di gruppo, diciamo. Quest'anno insomma è anche un po' difficile conquistarsi ogni domenica il posto, perché insomma siete tutti con voglia di giocare. Tu ti conquisti il posto durante la settimana come penso fanno tutti, o pensi di avertelo già guadagnato? Beh, è ovvio che durante la settimana bisogna conquistarsi il posto per la domenica, e quindi io cerco di sempre allenarmi al massimo e far vedere al mister che ci tengo a giocare la partita la domenica. Bene, allora anche a te diamo appuntamento al Mechia domenica prossima contro il Musile e speriamo di bissare il successo di oggi. Grazie. Ciao.